Il carrello della spesa è sempre più pesante, mentre gli agricoltori hanno subito tagli fortissimi sui prezzi. Meno 15% per il latte alla stalla, meno 50% per il radicchio e meno 30% sugli asparagi. Eppure i prezzi al dettaglio sono alle stelle. Dalla verdura, che è cresciuta mediamente del 5%, alla frutta, dai salumi al latte, il quadro delineato dalle elaborazioni di Coldiretti sui dati Istat dimostra che qualcosa si è inceppato nella filiera. A tutto questo, fa sapere l'associazione di categoria, si aggiunge il comportamento di chi preferisce mettere sugli scaffali verdura o latte di importazione. Al centro di tutto c'è il Covid-19 che ha sconvolto i consumi dei veneti in quarantena, spingendoli alla corsa agli acquisti per lo sconvolgimento in atto sul mercato, per le limitazioni imposte alla ristorazione dell'emergenza coronavirus. A spingere in alto la spesa è stata anche la paura di rimanere senza scorte con la dispensa vuota, che ha favorito l'acquisto di prodotti a lunga conservazione. Infatti, ad aumentare, rivela Coldiretti, è anche il prezzo della pasta, dei piatti pronti, del burro, dei formaggi, dello zucchero, degli alcolici, delle carni, del pesce surgelato e dell'acqua. La chiusura forzata del canale della ristorazione ha infatti provocato un effetto a valanga sulla filiera regionale dell'agroalimentare, che dai campi agli scaffali fino al ristorante vale 44 miliardi di euro. Il lungo periodo di chiusura, sottolinea Coldiretti, sta pesando su molte imprese dell'agroalimentare, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche su salumi e formaggi di alta qualità, che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco e sui quali gravano anche le difficoltà dell'esportazione con molti paesi stranieri che hanno adottato le stesse misure del blocco alla ristorazione.